Così come d'altro canto si usa fare gli auguri di Buon Natale e da lì tante altre occasioni ci portano a fare gli auguri. Le parole seguono, a mio avviso, la sorte degli abiti, degli indumenti che si lavorano. A volte si ha un capo d'abbigliamento a cui si è più legati per tante ragioni. Uno lo usa e poi a un certo punto si è logorato. E le parole seguono questa sorte, soprattutto alcune, diventano una sorta di abitudine. Cosa significa augurarsi buona Pasqua? Potrebbe non significare nulla, ho visto almeno l'anno scorso, quest'anno ancora no, ma spunteranno. Quei meme su Facebook, per esempio, no? A te e famiglia, no? E questo ci dice tanto, ci dice come è quasi un atto meccanico. La parola si è usurata, si è logorata. Dico, per augurarci per davvero la buona Pasqua, non come atto di cortesia, semplicemente vuoto, dobbiamo ritornare al risorto, perché se non c'è la consapevolezza di uno che è morto ed è risorto, che significa buona Pasqua? Nulla, mi sembra, nulla. Allora il nostro dire adesso, oggi, buona Pasqua deve rimandarci a questa consapevolezza della risurrezione e aiutare chi l'avesse persa a riconquistarla, quantomeno a chiedersi: perché sto dicendo buona Pasqua? E allora sarà Pasqua qui e ora, sarà Pasqua nelle nostre relazioni, nella misura in cui i credenti, come segno, come seme che porta frutto, e qui vedete si apre una grande prospettiva, azioni di riconciliazione, azioni di perdono, anche di fatti, di atteggiamenti semplici, imparare un rancore, anche uno solo, uno quest'anno, uno l'anno prossimo, interrogarci se abbiamo tolto il saluto a qualcuno e restituirlo, riconsegnarlo. Allora sarà Pasqua. Se no sarà anche questa Pasqua una grande operazione commerciale, come è il Buon Natale, come è la festa della donna, la festa degli innamorati, e le tante, troppe giornate che si celebrano. Oggi l'ONU, mi sembra, ha dichiarato il 5 aprile giornata della coscienza. Figuratevi, addirittura c'è stato bisogno di una giornata della coscienza, ma smarrire la consapevolezza della coscienza significa smarrire l'uomo. Una giornata dell'uomo, allora, uomo, maschio e femmina, giornata della coscienza. Ma sono contento, capisco che quando si istituisce una giornata è perché l'oggetto della giornata è venuto a mancare, se no non ci sarebbe bisogno di istituirla. Una giornata della coscienza, una giornata dell'uomo, uomo maschio e femmina, adulto e responsabile, dove nella sua coscienza continua a interrogarsi cos'è il bene, cos'è il male. E per il credente, porsi in ascolto di quella voce di Dio che sempre dice: fuggi il male, fai il bene. Buona Pasqua. Benvenuti all'edizione odierna di TV Notizie. Abbiamo voluto aprire questa edizione del nostro
Telegiornale con gli auguri del Vescovo di Agrigento alla nostra comunità, Don Damiano. E intanto ieri sera una grande partecipazione alle manifestazioni del Venerdì Santo ad Agrigento. Nonostante il freddo è stata tanta la partecipazione, molta la gente che ha seguito la processione del Venerdì Santo e l'omelia di Don Damiano e l'esecuzione di asi versate lacrime e il servizio. Nonostante la temperatura fredda, la processione del Venerdì Santo ha avuto come al solito una grande partecipazione di fedeli provenienti da tutta la città e non solo, provenienti anche da fuori la Sicilia. Gli agrigentini infatti approfittano delle vacanze pasquali per poter eseguire l'evento dell'anno più atteso. E poi la classica cantata di Asi versate lacrime, un momento topico della manifestazione liturgica, il messaggio del Vescovo che lancia segnali di ripresa dopo gli anni bui del Covid. Abbiamo ripreso i riti del Venerdì Santo, afferma il Vescovo, riprendendo gli esercizi che negli anni hanno tramandato i riti della fede cristiana alla luce del Vangelo, che hanno molto da insegnarci. Abbiamo iniziato questo lungo giorno di processione per le vie della città, tra le case di un quartiere, con le ferite molto aperte, frutti di disastri lontani, l'incontro con la madre sua, un momento di ristoro, del volto materno che infonde sicurezza, giungendo così alla notte di abbracci e di consegne e tradimenti. Consegniamoci, continua il Vescovo, per realizzare noi la nostra Pasqua, la vita nuova. Ciascuno di noi a Pasqua cerchi di porre fine a un solo rancore, ciascuno di noi a Pasqua cerchi di riallacciare e riannodare un rapporto strappato e regalare un sorriso e donare una parola a chi l'abbiamo tolto il saluto. Allora sì che è Pasqua e la croce sarà una croce di risurrezione. La processione poi è andata, i due simulacri si sono incontrati come nella mattinata in piazza Municipio, le loro strade divise proprio dopo il messaggio del Vescovo, mentre la Madonna entra nel santuario e l'urna di Cristo sepolto verrà nella cattedrale. Abbiamo ripreso i riti del Venerdì Santo, tornando a vivere anche le espressioni della pietà popolare, di esercizi che negli anni hanno custodito e tramandato a generazioni i rudimenti della fede cristiana, garantendo un radicamento a Cristo, rinnovandosi alla luce del Vangelo sempre più assimilato e vissuto. Molto hanno da insegnarci e per chi è in grado di leggerle sono un luogo teologico a cui dobbiamo prestare attenzione. Abbiamo iniziato questo lungo giorno penitenziale segnato da dolori lontani e anzi attuali, con la processione di Gesù appassionato per le vie e tra le case di un quartiere che mostra ferite aperte e maldestri punti di sutura frutto di disastri lontani. L'incontro con la madre sua addolorata nel dramma è un momento di ristoro. Per quanto addolorato, un volto materno sempre dice cura e infonde sicurezza. Dopo aver sostato nella liturgia della croce, siamo giunti alla notte. Notte bugiarda, notte di abbracci e di addio, notte di consegne e tradimenti, notte definitiva, notte in cui tutto è compiuto. Se ciascuno di noi a Pasqua cercasse di porre fine anche ad un solo rancore, se ciascuno di noi a Pasqua cercasse di riallacciare e riannodare un rapporto strappato, se ciascuno di noi a Pasqua regalasse un sorriso, donasse una parola a quelle persone a cui abbiamo forse anche tolto il saluto, allora sì, c'è Pasqua, ci sarà Pasqua, allora sì, quella croce fiorirà e sarà croce di resurrezione, la risurrezione del Signore a cui apparteniamo, la risurrezione della nostra vita, stanotte, qui e adesso.
E anche a Realmonte è stata massiccia la partecipazione dei fedeli ai riti pasquali, che sono stati caratterizzati dai lamentatori di Realmonte. L'intera comunità di Realmonte ha partecipato nei giorni scorsi a riti della Settimana Santa, liberi dalla pandemia dopo le restrizioni degli scorsi anni. Una folla composta ha seguito Giovedì Santo dopo la Santa Messa in Cena Domini celebrata da Don Fabio Majorana nella chiesa di San Domenico, a cui è seguita la lavanda dei piedi, la processione tra le viuzze del centro storico. Una folla silenziosa con la preghiera ha seguito la Madonna Addolorata e Gesù, conclusa con l'incontro nel cuore del paese. Altro momento toccante dei riti pasquali con la Via Crucis. È giunto al Calvario, ha assistito alla crocifissione di Gesù Cristo. La sera, dopo la deposizione in processione, i fedeli hanno raggiunto la chiesa per la sepoltura. La settimana santa della città di Realmonte, caratterizzata dalla presenza dei lamentatori e dei cantori che seguono la passione di Gesù, interpretando i canti centenari dei contadini in latino e siciliano che si tramandano da padre in figlio, e sono i componenti della Pia Confraternita della Croce, guidati da Alfonso Farrugia. Gli stessi lamentatori, il giorno di Pasqua, esulteranno attraverso l'incontro del Cristo risorto con la Madre Maria, legate ai riti pasquali. Con le consorelle dell'Addolorata, la settimana santa si concluderà nella giornata pasquale con la resurrezione. Anche quest'anno Realmonte promuove il territorio con la tradizione e la cultura, nello specifico con la Settimana Santa, che viene promossa ogni anno da più di 100 anni dalle Pie Confraternite della Croce. Io qua accanto a me ho il presidente che si occupa di organizzare in modo minuzioso e dettagliato la processione, i canti, insomma tutto quello che parla di noi, di Realmonte e di fede e di tradizioni. Lo abbiamo detto più volte, Realmonte vuole andare nella strada della bellezza e questa per noi è bellezza. Bellezza significa promuovere un territorio attraverso i monumenti che ha, attraverso una crescita infrastrutturale, ma anche e soprattutto attraverso le tradizioni e la cultura. La confraternita si occupa dell'organizzazione della Settimana Santa, si occupa anche nell'isbrigare le preparazioni delle vare, dei simulacri e quant'altro da oltre 100 anni, e continuiamo a farlo come lo facevano 100 anni fa, sempre con i metodi antichi, con i canti che sono ultracentenari, le lamentazioni, con i due gruppi, Signorara e Madonnara, canti in latino e in siciliano. Ci sforziamo di tenere forti le nostre radici. Fino adesso ci siamo riusciti, e che il Signore ci guidi e riusciremo sicuramente a trattenere queste tradizioni. Dopo anni di fermo a causa della pandemia da Covid-19, si rinnova a Messina la tradizione del Venerdì Santo, dove migliaia di credenti si sono riuniti in corteo per seguire la secolare processione delle barette, simbolo della passione di Gesù. Una delle processioni più sentite e suggestive è quella delle barette del Venerdì Santo, che escono dalla chiesa dal nuovo oratorio della Pace in via 24 maggio e nello stesso luogo vengono custodite durante l'anno. Si tratta di un evento religioso che risale al 1610, anno in cui si deliberò di promuovere e realizzare una processione di statue rievocanti la passione di Cristo. Il termine baretta deriva dal fatto che in origine si portavano in processione 5 macchine d'argento e di finissimi cristalli rappresentanti i misteri dolorosi, appunto dette bare. Infatti si tratta di una sorta di catafalco a forma di bara con il Cristo morto che viene portato a spalla. A questo catafalco seguono altre bare. I gruppi statuari
realizzati in varie epoche, sono in cartapesta, gesso e legno. Particolarmente suggestiva è quella del Cristo che cade sotto il peso della croce, realizzata in cartapesta nel primo Settecento dal ceroplasta messinese Giovanni Rossello, rifatta dopo il 1908, e quella dell'Ultima cena di Matteo Mancuso del 1846, anch'essa rifatta sullo stesso modello dopo il terremoto. Altre barette di pregio sono l'Orazione nell'orto, il Cristo flagellato, l'Ecce Homo, il Crocifisso, l'Addolorata, il Cristo nella bara, la Pietà. La manifestazione è organizzata e gestita dalla Confraternita del Santissimo Crocifisso ritrovato. E passiamo alla cronaca. Operazioni dei carabinieri a Favara, arrestati 2 coniugi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio. I carabinieri della locale tenenza e della sezione operativa della compagnia di Agrigento, con l'ausilio di 2 unità genofile, a seguito di una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica avvenuta a Favara, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, in concorso in detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, 2 coniugi, un 52enne e una 51enne, residenti entrambi a Favara, con precedenti di polizia. Nello specifico, i militari, nel corso di un'accurata perquisizione dell'abitazione dei 2 coniugi, hanno rinvenuto nella loro disponibilità 28 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino di precisione, la somma complessiva di circa 3.440 euro, ritenuta provento di attività di spaccio. Lo stupefacente, il bilancino di precisione e il denaro venivano pertanto posti sotto sequestro, mentre le 2 persone, ultimate le formalità di rito su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, sono state poste presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Il GIP del Tribunale di Agrigento, nel convalidare gli arresti, ha disposto per entrambi la misura cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizioni. Il successivo giudizio di merito servirà a vagliare la responsabilità personali, le quali non sono definitivamente ancora accertate. E una passeggiata nel centro storico di Agrigento è stata organizzata questa mattina da alcune associazioni agrigentine per la valorizzazione in vista anche di Agrigento, capitale della cultura 2025, il servizio. Si è volta stamani la passeggiata urbana per le vie del centro storico della città, denominata Agrigento Trekking Tour, organizzata da varie associazioni come l'Archeo Trekking, Tour Agrigento Blasco Monbrace, l'Immagina Coworking e l'associazione Past Activity, che si pone come momento capace di creare relazione e comunicazione attraverso la fruizione di un itinerario costruito per meravigliare i cittadini e i turisti nella consapevolezza che Agrigento possa davvero rimanere, oltre che diventare, una capitale culturale affacciata sul Mediterraneo. Abbiamo sentito in merito Andrea Barbera, uno degli organizzatori. Il walking urbano di oggi ha un obiettivo, è quello di sensibilizzare e accrescere la coscienza dei cittadini di Agrigento per fruire e conoscere meglio il territorio soprattutto del centro storico, che sarà uno dei più visitati adesso che Agrigento ha vinto il premio di Capitale della Cultura, e vogliamo appunto motivare la città, i cittadini a conoscere il proprio territorio per rispettarlo e amarlo, a crescere questo senso di comunità. Il contributo di 5 euro donato dai partecipanti oggi al walking urbano servirà per acquistare delle tabelle, faremo delle didascalie che verranno messe nei punti strategici del centro storico per crescere e aumentare la fruizione turistica di questi luoghi. Purtroppo 2 anni non saranno sufficienti per mettere a posto il centro storico e prepararci al 2025, anno di Agrigento Capitale della Cultura, ma possiamo renderlo più accogliente, più pulito e più organizzato. Questo è anche spingere i cittadini a curare il proprio spazio davanti casa e comunque amare di più la nostra città.
E passiamo alla politica, avvicendamento al comune di Palma di Montechiaro. Nella giunta del sindaco Castellino entra Miriam Barba al posto di Rosario Bellanti con le deleghe della famiglia, del lavoro, urbanistica, centro storico e arredo urbano. Nuovo avvicendamento in seno alla giunta municipale del comune di Palma di Montechiaro guidata dal sindaco Stefano Castellino. Miriam Barba prende il posto di Rosario Bellanti, che aveva le deleghe alle politiche della famiglia e del lavoro, urbanistica, centro storico e decoro e arredo urbano. Il primo cittadino di Palma comunque ha già detto che nei prossimi giorni provvederà alla redistribuzione delle deleghe. Voglio ringraziare Rosario Bellanti, afferma il sindaco Castellino, per l'ottimo lavoro svolto a favore della nostra comunità e come sempre è successo con le mie amministrazioni, tutti coloro i quali vanno via per svariati motivi rimangono al fianco della stessa amministrazione per continuare a darci una mano, seppur dall'esterno, mentre do il benvenuto a Miriam Barba, che nella passata legislatura ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Al di là dell'amicizia e dell'affetto, continua Castellino, che mi lega con la sua famiglia sotto l'aspetto politico, è importante dare continuità al gruppo politico che fin da primo momento mi ha sempre sostenuto. Ringrazio il sindaco Stefano Castellino, ha detto il neoassessore, per la nomina e per la fiducia che ripone nella sottoscritta. Sono fiera di iniziare questo mandato ringraziando tutti quelli che hanno creduto in me. È stato rinnovato il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Agrigento, sono stati eletti al nuovo organo Enrico Vetrano, riconfermato presidente, Pietro Carlino tesoriere, Luciano Canicatti segretario, i consiglieri Alfonso Amato, Michelangelo Graffeo, Giuseppina Di Stefano, Maria Mangiaracina. Al collegio dei revisori dei conti eletti Letizia Trapani presidente, Saverio Arena e Raimondo Sciascia componenti. E sentiamo gli ultimi aggiornamenti che arrivano dall'ASPI di Agrigento attraverso questo video del commissario Zappia. Aggiornamento del 7 aprile, la condizione epidemiologica nella provincia di Agrigento. La situazione da una settimana a oggi è sensibilmente precipitata, perché siamo arrivati anche ad avere 12 persone ricoverate all'ospedale Ribera, che non è più ospedale Covid, lo ricordate benissimo, che però continua a mantenere sia una medicina che una terapia intensiva Covid. Abbiamo avuto avanti ieri, quindi mercoledì 5, 11 pazienti in medicina più uno in terapia intensiva. Oggi per fortuna siamo solo a 9 in medicina e in terapia intensiva è stato meglio. La maggior parte erano non vaccinati, comunque la percentuale era a favore dei non vaccinati. Comunque queste cose oggi servono a poco, servono solo per i medici, perché poi sanno come comportarsi per quanto riguarda il trattamento di questi pazienti. Oggi è la settimana santa, venerdì santo, quindi cercheremo di essere veloci. Vi dico alcune cose che secondo me sono importanti per l'azienda, ma anche per i cittadini che ci ascoltano da casa. Abbiamo avuto ieri abbiamo firmato il contratto con il dottor Trigona, che ha firmato l'incarico, che è una prosecuzione del direttore del Dipartimento delle Scienze Radiologiche. Il dottor Trigona, diciamo che è una colonna portante di questa azienda sanitaria provinciale, perché ha dimostrato non solo di fare bene il proprio lavoro, di avere le competenze al di sopra della media, e questo diciamo è riconosciuto da tutti, ma per quanto mi riguarda gli riconosco anche un senso di appartenenza all'azienda che non è comune, e soprattutto per quanto riguarda l'ospedale di Licata, il dottor Trigona, quando c'è stato bisogno, è sempre stato disponibile a ricoprire ruoli pesanti, che sono quelli di direzione sanitaria, in un ospedale che ha le difficoltà che noi sappiamo, soprattutto per mancanza di personale, ma lui è sempre riuscito, con abnegazione, non se l'è fatto dire neanche mezza volta, sapendo benissimo che era un compito gravoso e impegnativo, è sempre riuscito a essere un ottimo braccio della direzione strategica, e quindi si conferma un dirigente di vecchio stampo e molto efficace, e per questo lo ringraziamo e gli facciamo gli auguri per tutto quello che vorrà fare, e lo ringraziamo per tutto quello che fa.
L'altra cosa che volevo dirvi è che ci sono stranamente delle buone notizie, possono succedere. Abbiamo indetto dei concorsi pubblici per dirigenti medici, veterinari e sanitari e abbiamo straordinariamente un bel po' di candidature soprattutto per quanto riguarda la veterinaria, perché abbiamo 225 candidature per la disciplina sanità animale, per le igiene degli allevamenti di origine animale 153 candidature, disciplina igiene degli allevamenti e produzione zootecnica 230 candidature, per il farmacista 146 candidature, per il biologo 96, per la psicologia 854 e quindi abbiamo delle buone possibilità di poter rimpinguare la nostra dotazione organica. Stamattina adesso andrò a Ribera a completare abbiamo il sopralluogo dell'università per finalmente partire con l'ambulatorio. Non ve lo dico più come annuncio perché l'abbiamo detto tante volte, però il sopralluogo è quello definitivo perché c'è stato un cambio di rettore, c'è stato un cambio di commissario, purtroppo l'iter amministrativo tante volte non dipende neanche da noi uomini, però è stata ferma l'impegno e la perseveranza sia da parte nostra che del professore Scichilone, che ringrazio ulteriormente, nel voler finalmente partire con questo servizio che è importantissimo perché manca nella nostra provincia e soprattutto poi con quello che dovrà venire fuori all'ospedale di Ribera dove sono previsti i posti letto di pneumologia. Essendo Pasqua, approfitto per fare un augurio a nome mio, di tutta la direzione, ma di tutta l'ASP, a tutti i nostri cittadini. Vi auguro di passare una serena Pasqua, vi auguro che riusciate a divertirvi. Noi ci auguriamo di poter dare il servizio per il quale esistiamo a chi ne avrà bisogno. Ovviamente vi auguriamo di non averne mai bisogno a nessuno, però sapete bene che anche nella Pasqua, nella Pasquetta, medici, infermieri, paramedici e tutto il personale sanitario e qualcuno anche non sanitario sarà a lavorare per voi. Quindi cerchiamo di ricordarcelo questo, quindi un augurio particolare a chi lavorerà in queste 2 giornate e a noi ci piacerebbe che questo augurio venisse anche da parte dei cittadini assieme al riconoscimento che c'è chi lavora tutto l'anno e tutti i giorni, anche festivi, anche particolari per tutti noi. Tutti noi ci auguriamo di non usufruirne ovviamente, questo è l'ultimo augurio che vi faccio. Buona Pasqua a tutti. E ora la linea alla regia per gli spot pubblicitari. Manifestazione contro il ponte sullo Stretto ieri a Messina, vediamo il servizio. Ci troviamo di fronte a un déjà vu, una decisione di un governo che ha deciso di utilizzare i fondi pubblici per un gioco propagandistico, quello di Salvini, che parla dalla mattina alla sera del ponte sullo Stretto, senza dire dove prenderà i soldi. Questo sarebbe inammissibile in qualunque parte d'Europa. Obbliga lo Stato, il Parlamento, gli italiani a sborsare quattrini, ad esempio con questo decreto 340 milioni di euro per la progettazione, senza dire dove prenderà i 10 miliardi di euro, testuali parole di Salvini, costa 10 miliardi, probabilmente costerà di più, e senza dire dove li prenderà questi soldi. Questo è un punto importante su cui noi andremo in fondo. Stiamo già preparando una relazione esposto che invieremo alla Corte dei Conti. Abbiamo chiesto un incontro alla commissaria europea sui trasporti per spiegare la modalità assolutamente non superficiale ma inaccettabile del governo italiano. Noi ci troviamo di fronte a un gioiello ambientale, ci troviamo di fronte a un luogo che deve essere preservato, su cui noi presenteremo nei prossimi giorni una proposta di legge per istituire il Parco Nazionale dello Stretto e della Costa Viola. Per andare da Messina a Trapani, quanto ci vuole per coprire 300 chilometri? Il punto è che questo è un paese che ha un ritardo infrastrutturale e si vuol far credere ai siciliani, ai calabresi, agli italiani che questa è un'opera che porterà giovamento. No, porterà giovamento a chi la costruirà, che si beccherà miliardi di euro degli italiani, lasciando questo territorio nel deserto più totale, nel deserto degli investimenti, in luoghi in cui l'acqua potabile arriva
qualche volta a settimana, ma si rendono conto di che cosa stanno facendo? Sono loro che fanno ideologia e propaganda con i soldi degli italiani, non noi. Poi tra l'altro dal punto di vista tecnico va anche detto una cosa: non esiste in nessuna parte del mondo un ponte a campata unica su cui passa la ferrovia lungo 3600 metri. L'unico ponte che esisteva ma che esiste solo per le macchine era il ponte di Akashi in Giappone, dove i giapponesi hanno sviluppato tecnologie molto avanzate sulla sismicità. Ebbene, l'hanno levata la ferrovia perché c'erano problemi tecnici irrisolti. Ora Salvini a chi vuole prendere in giro? Non è ammissibile, quindi adesso noi presenteremo l'esposto alla Corte dei Conti, perché è inammissibile che si utilizzino 340 milioni di euro senza sapere dove arriveranno questi soldi, o meglio i 10 miliardi. E passiamo alle notizie sportive. La Sicilia vince il torneo delle regioni del calcio al 5 Under 19. Tra i protagonisti anche un giocatore agrigentino, Cristian Caltagirone, che gioca nella squadra dell'Agrigento Futsal. Epilogo spettacolare per la Sicilia al 59esimo torneo delle regioni di calcio a 5. Trionfo meritato per la rappresentativa Under 19, che in finale ha superato la Calabria e ha portato a casa il 7° alloro della sua storia, che mancava in Sicilia dal 2012, e in questa vittoria c'è anche l'impegno di un atleta agrigentino, Cristian Caltagirone, che gioca con la squadra dell'Agrigento Futsal, figlio d'arte di Elio Caltagirone, già allenatore del Canicattì. È stata una gara al cardiopalma, la Sicilia fa sua la finale per 4-2 grazie al poker di reti segnato dalle doppiette di Nania e Brancato e conquista lo scudetto. I siciliani hanno superato una volenterosa Calabria che era pure riuscita ad acciuffare il pareggio sul 2-2 prima di cedere nel finale, un percorso praticamente perfetto per i ragazzi di Fabio Valera, che hanno chiuso il torneo imbattuti su 6 partite disputate, 5 vittorie, un solo pareggio, quello iniziale nel girone con le Marche. Capocannoniere della squadra è stato Brancato, con 10 reti realizzate. Al suono della sirena e festa grande per tutto l'entourage siciliano per un successo tanto atteso. Una vittoria che, come già aveva affermato dopo la semifinale, ha sottolineato il presidente Sandro Morgana, che è il risultato di tanti anni di lavoro e di impegno da parte del Comitato regionale siciliano. Un successo, afferma Morgana, che dedichiamo a Nino Cossino. Con lui la rappresentativa siciliana riuscì a trionfare per l'ultima volta al torneo delle regioni, era il 2012. I complimenti ovviamente vanno estesi a tutti i ragazzi, agli allenatori, al capodelegazione, a tutti i preparatori atletici. Questa vittoria, conclude Morgana, conferma il trend positivo della Sicilia nel calcio a 5 come prima regione d'Italia. Finisce con un pareggio la partita tra il Licata e il Real Aversa, giocata fuori casa, che pone la squadra di mister Romano in griglia per eventuali play-off. Il servizio. La formazione del Licata, allenata dall'allenatore Romano, disputa una gara attenta senza particolari rischi contro l'Aversa. Manca solo il gol. Al termine dei 90 minuti prevale l'equilibrio, un pari insomma che muove la classifica in quinta posizione a quota 45 a un punto dal Trapani, salito al 4° posto. La gara finisce 0-0, la partita piuttosto chiusa e combattuta, al termine della quale non ci sono né reti, né vinti né vincitori. Un pareggio senza gol che comunque consente al Licata di muovere la classifica. I giallo-blu, seppur scavalcati dal Trapani al 4° posto, non restano in piena zona play-off, in quinta posizione, attestandosi a 45 punti, a una lunghezza proprio dalla squadra del Trapani. Romano inizia la gara con il classico 3-5-2, Valenti in porta, Vitolo, Calaiò e Orlando in difesa, Carao, Frisenna, Motosiru, Rotulo e Pino a centrocampo, in avanti la coppia composta da Saito e Minacori. Il Campania risponde con il 4-3-3. La prima frazione di gioco è piuttosto bloccata, sono poche le occasioni create da entrambe le squadre, gli spazi chiusi, poche idee interessanti di manovra offensiva da una parte e dall'altra. Nella ripresa il tema tattico dell'incontro non cambia, le formazioni vogliono evitare rischi e gli attacchi si rivelano piuttosto sterili. Un punto che mantiene così la squadra del Licata in zona playoff
Nel prossimo turno, domenica 16 aprile, i gialloblu riceveranno in casa la Polisportiva Santa Maria Cilento. E nell'augurarvi una buona Pasqua e una buona Pasquetta, vi ricordiamo che al termine delle edizioni del telegiornali il nuovo appuntamento con la rubrica Mestiere Artigiano, curata in collaborazione con la Confartigianato di Agrigento.